Allora, la domanda che mi è stata fatta questa sera è di provare un po' a dire chi è il prete. Ecco, siamo partiti un po' da una riflessione più esperienziale e dico subito che non è facile definire chi è il prete, perché ci sono tanti modi di essere preti, perché il dono di Dio poi fa sempre i conti con la storia, la vita, l'umanità, il carattere, la personalità, il tempo storico, la stagione, il momento in cui uno vive, anche la stessa diocesi, chiesa in cui uno cresce e che plasma anche il modo di essere preti. Ecco. Arriviamo tutti al nostro ministero ad essere preti con la nostra umanità. Ecco, dice così la lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote preso fra gli uomini viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Ecco, in questa piccola frase, no? Ogni sommo sacerdote, potremmo dire ogni prete, viene preso fra gli uomini. Preso. Ci sta questa parola preso, come se fosse un po' strappato dalla vita di tutti, no? E viene costituito per il bene degli altri uomini, cioè non per se stesso. Dio lo prende perché gli stanno a cuore tutti gli altri, nelle cose che riguardano Dio. Ecco qua. Presi dagli uomini per quello che siamo, costituiti dallo Spirito per servire gli altri uomini nelle cose che riguardano Dio. Faccio fatica a dire chi è, dico chi dovrebbe essere, poi facciamo i conti tutti con la nostra realtà. E allora, dopo queste parole della lettera agli Ebrei, ne cito un'altra, ecco, di Gesù. Il Vangelo di Marco dice che Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono con lui. Ne costituì 12 perché stessero con lui per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Ecco qua. Gesù chiama a sé i 12 e potremmo dire chiama tutti i preti, i religiosi, le religiose, ecco, tutte queste persone, li prende dalla vita di tutti, li tira fuori e li chiamò perché? Perché stessero con lui. Ecco la prima cosa. Ecco la prima caratteristica del prete, il prete uomo di Dio, chiamato a stare col Signore, perché stessero con Lui. La prima cosa che ha fatto Gesù è stato circondarsi da questo gruppo di discepoli, di amici. Poi, mandati. Il prete è uno che non ha una fissa dimora. È stato ricordato San Domenico, adesso qui c'è Rosolina, ecco, in qualche modo inviato, mandato. Quando tentavano di trattenere Gesù da qualche parte perché erano contenti, Gesù diceva andiamo altrove. E a volte quando un prete è bravo e fa bene, la comunità fa fatica a lasciarlo andare. Scrive al vescovo, no, ce lo lasci, fanno manifestazioni, no, però va così. Nella libertà. Quindi perché stessero con lui, per mandarli e poi ad annunciare il Vangelo. Questa è l'essenza, annunciare la buona notizia, annunciare il Vangelo. E poi, dice il testo, e cacciare i demoni. Possiamo allargare questa immagine, no? Io la traduco che li manda perché abbiano a cuore la condizione di tutti, perché i demoni ce ne sono tanti, di tanti tipi, dai mali fisici a quelli psichici, dalla solitudine, dalle difficoltà delle persone, dai ragazzi che fanno fatica a diventare grandi, dagli adulti che invece regrediscono a diventare piccoli, no? Dalle coppie che si rompono, ecco, i malati, gli anziani. Quanti demoni in senso ampio abitano la vita di tutti noi. Quindi li chiamò perché stessero con lui e questo è la vita segreta del prete. Questa è la vita segreta del prete.
è il ministero nascosto. È quello che porta noi preti ad iniziare la giornata molto presto, perché la prima cosa da fare è incontrare il Signore, stare con Lui. Ed è un tempo in cui un prete presenta al Signore anche la sua vita, ma presenta al Signore anche tutto il gregge, perché il ministero segreto è un ministero anche di intercessione, e li presenta tutti a Lui. C'è questo incontro col Signore. Prima o poi dovrebbe scattare questo incontro. E non è che scatta perché siamo battezzati, e non scatta neanche a volte perché abbiamo ricevuto i sacramenti, e a volte non scatta neanche perché siamo devoti o facciamo tante cose. Scatta quando è il mio incontro personale col Signore. E Papa Francesco dice questo: la fede per me è nata da un incontro personale che ha toccato il mio cuore e ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla vita. Si può anche diventare preti a volte senza aver incontrato il Signore. È brutto dirlo, è drammatico dirlo, però a volte succede. Siamo chiamati a stare con Lui, uniti a Lui. Dice Papa Francesco, questo rimanere uniti al Signore dà senso e segna la nostra vita. Nel Nuovo Testamento c'è un unico sacerdote, che è Cristo. È Lui l'unico mediatore fra il cielo e la terra. Non c'è più nessuna separatezza tra Dio e l'uomo, tra Dio e il mondo. Qual è il risultato? Che tutti i cristiani hanno l'accesso diretto a Dio. Non c'è più bisogno di mediatori. Non c'è più bisogno di mediatori. Tutti i cristiani, come ci è stato detto nel battesimo, siamo profeti, sacerdoti e re. Siamo profeti nel senso che tutti siamo chiamati ad ascoltare e annunciare la parola. Siamo profeti. Siamo sacerdoti perché tutti possiamo entrare in contatto diretto col Signore. La preghiera, la liturgia. E siamo re, cioè chiamati a vivere dentro questa terra dove possiamo incontrare il Signore, la dimensione laicale della vita. Chi è allora il prete? Se adesso l'unico vero sacerdote è Gesù e tutti i cristiani hanno l'accesso diretto a Dio. Il sacerdote è un battezzato che viene chiamato, tirato fuori, eccola, perché stesse con Lui e per andare ad essere a servizio del sacerdozio di tutti. Ecco qua. Tutti sono sacerdoti, profeti e re per il battesimo, tutti sono radicalmente consacrati per il battesimo. Il sacerdote viene preso tra questi battezzati per una volontà del Signore e per motivi dono e mistero, e viene preso perché possa essere a servizio del sacerdozio di tutti i laici, di tutti i cristiani. Per cui alla figura del sacerdos subentra quella del pastore che si prende cura del gregge, che in qualche modo aiuta, favorisce, permette che ciascuno possa fare l'esperienza di incontrare il Signore. Ecco, preso tra gli uomini per servire gli uomini nelle cose che riguardano Dio. Quindi è un facilitatore, è un accompagnatore, è un educatore, è uno che celebra i misteri, i sacramenti, per permettere a tutti di vivere e di incontrare il Signore. Ecco. Il prete allora è prima di tutto un pastore. Questa è la novità. Anche a livello
terminologico, no? Noi diciamo sempre il sacerdote, mentre il termine presbitero esprime l'anziano della comunità, colui che guida, che accompagna. E allora ciò che caratterizza, e ci sono delle pagine meravigliose nel Vangelo, ciò che caratterizza questa figura nel Nuovo Testamento è la figura del pastore. Ecco, il pastore. Ci sono pagine bellissime che tante volte leggiamo anche la domenica, no? Il pastore conosce le sue pecore, il pastore conosce il loro numero, il pastore conosce fino in fondo, il pastore ama il suo gregge, il pastore dà la vita per il suo gregge. Il pastore non è un mercenario che quando arriva il pericolo scappa perché le pecore non sono sue. Il pastore che va in cerca della pecorella smarrita perché gli sta a cuore ognuna di quelle pecorelle e fa delle cose perfino insensate. Come si fa a lasciare 99 pecorelle per andare in cerca di una perduta con il rischio che quando torni non trovi neanche più le 99? Ma è paradossale, ognuna è importante. E qui si gioca proprio quello che Papa Francesco con un termine, no, dice il pastore che ha l'odore delle pecore, no? Bellissima questa immagine, no? Ecco, io penso che noi preti dobbiamo proprio mettere a fuoco questo incontro col Signore. Qualcuno ha scritto però, per mettere i preti al giusto posto, che l'unico pastore è Gesù e che i preti sono i cani pastore. Bella questa immagine. Sono i cani pastori, cioè sono quelli che aiutano il pastore a condurre, a guidare, a proteggere. Ecco, quindi Don Lino, sei non so di che razza tu sei, certamente non un chihuahua, ecco, ma sei proprio un bel cagnone pastore proprio, di quelli proprio belli, però no, perché l'unico pastore. Però a questo punto, e arrivo a concludere, entriamo in gioco noi, perché se è vero che non c'è più il prete, il sacerdote mediatore, perché tutti hanno accesso diretto al Signore, se è vero che il prete diventa soprattutto pastore, guida, colui che presiede una comunità, allora vuol dire che il soggetto nuovo è la comunità, sono i cristiani, sono i battezzati. Allora, l'immagine per cui il prete è quello che sa, quello che insegna, quello che conduce, quello che decide, e invece il gregge così è tutto lì in ascolto e pendente, dobbiamo cambiarla. Non va, non è questa. E questa è cioè oggi noi stiamo celebrando un 50°, ma sarebbe molto più importante celebrare il 50° di una comunità cristiana. Capite? Il vero soggetto. L'idea della Chiesa che ci ha consegnato il Concilio Vaticano II, qual era l'idea precedente? Era quella di una piramide. No, c'è Gesù Cristo, il Papa, i vescovi, i preti, i diaconi, e poi nella parte più bassa della piramide ci sono i cristiani battezzati. Il Concilio ha cambiato questa immagine e al posto della piramide ha messo un cerchio, dove al centro non c'è il Papa, ma c'è Gesù Cristo. E attorno a quel cerchio ci siamo tutti, dall'ultimo battezzato fino al Papa, i vescovi, con compiti diversi, responsabilità diverse, ministeri diversi, carismi diversi, ma tutti siamo insieme, popolo di Dio. Con al centro Lui, il Signore. Allora, benissimo festeggiare Don Lino, ma è importante che noi ci domandiamo quanto
stiamo superando quell'idea di sacerdozio dell'Antico Testamento, quanto stiamo superando quell'idea di piramide e quanto stiamo oggi entrando nella prospettiva di questa Chiesa popolo di Dio. Mi verrebbe perfino da dire che il Signore sta facendo per adesso, mettendo un po' alla prova la diocesi di Chioggia e tante altre, dando pochi preti, perché così ci sta costringendo a ritrovare il giusto posto del popolo di Dio.